Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi primo giorno di settembre, vi accompagniamo naturalmente fino alle 13:30 con le notizie della giornata e poi ospiti per approfondire alcune tematiche. Parleremo di indipendenza economica delle donne, parleremo della ripresa dell'anno scolastico con i problemi però di sempre e poi vedremo come è andata l'avventura hawaiana del piccolo leone campione di Pokémon. Ve lo avevamo presentato qualche mese fa, ebbene oggi ci racconterà questa sua avventura ad Honolulu. In primo piano naturalmente la cronaca, ma vi ricordo che più tardi vedremo di tornare a collegarci con Lucio Zanato per ripercorrere le emozioni che vi abbiamo raccontato in diretta dalle 9:30 con il pellegrinaggio, 65esimo pellegrinaggio degli alpini sul Monte Tomba. Lo ha ricordato Lucio in chiusura per chi si fosse collegato, che è stato anche l'occasione per dire no a qualsiasi tipo di guerra proprio dai luoghi che hanno conosciuto i combattimenti del primo conflitto mondiale. Ripercorreremo quelle emozioni più tardi con il nostro Lucio Zanato, ma come detto in primo piano c'è la cronaca con un incendio che si è sviluppato ieri sera in un appartamento a Bassano del Grappa, in vicolo Parolini, all'interno appunto di un appartamento di uno stabile Ater. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano in rinforzo da Cittadella sono entrate nello stabile dotate di autorespiratori e hanno spento le fiamme divampate in un vano tecnico del bagno. Danni da fumo all'intero appartamento posizionato al secondo piano, è stato dichiarato inagibile fino al ripristino degli impianti. Inibito l'uso dell'appartamento sottostante per quelle che sono state naturalmente le conseguenze per l'acqua utilizzata durante le operazioni di spegnimento. Le 3 persone residenti nei 2 appartamenti sono state evacuate e hanno trovato ospitalità in altre strutture. Sul posto il sindaco, il vice sindaco e l'assessore alla protezione civile del comune, oltre ai carabinieri. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono naturalmente ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E adesso con la cronaca ci spostiamo a Treviso per raccontare di un atto vandalico al liceo Duca degli Abruzzi in centro a Treviso, con danni alle porte. Sono state divelte alcune maniglie, sono stati svuotati gli estintori. Il dirigente scolastico, giunto tra l'altro alla fine del suo mandato, ha qualche idea su chi possa essere il responsabile. Sono entrati dalla scala dell'uscita di emergenza, dalle scale antincendio. Abbiamo trovato una bottiglia di alcolico fuori e un pacchetto di sigarette fuori dalla porta. Sono entrati dal primo piano, non dal piano terra, perché al piano terra abbiamo l'allarme anti-intrusione. Vandali in azione all'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. Il colpo intorno alle 4 di mattina. Non si sa in quanti abbiano agito. Quello che è certo, anche dopo i primi rilievi della polizia, è che a compiere la bravata siano stati dei giovani entrati dalla scala antincendio esterna alla scuola. Scelta la porta dell'ultimo piano dove il sistema di allarme non è attivo. Una volta dentro si sono diretti verso le aule dei laboratori. Rottura delle maniglie delle porte dei laboratori e nell'intromissione nel laboratorio di biologia, dove hanno rovesciato a terra del materiale e hanno buttato in giro parti di uno scheletro che c'è lì, e in un'aula hanno svuotato l'estintore. Un'aula del primo piano completamente imbiancata, l'estintore rimesso al suo posto come se nulla fosse successo. La scoperta degli atti vandalici uno alla volta, via via che il personale di servizio completava il sopralluogo del vasto istituto. Personale che soprattutto nel periodo estivo si premura sempre di chiudere a chiave le aule che contengono oggetti di maggior valore. Non si capisce ancora infatti se le maniglie siano state rotte nel tentativo di forzare le porte oppure per puro divertimento. Trovati inoltre cartine di sigarette disperse tra i corridoi, elemento che fa supporre che a far scattare l'allarme antincendio sia stato il fumo di una sigaretta accesa. Senza parole il dirigente scolastico è arrivato al termine del suo mandato. È un brutto congedo per me, ma mi dà l'impressione
di una sorta di ritorsione dopo gli esiti degli esami di recupero dove sono state bocciate alcune persone. Viene il dubbio che sia una ritorsione. Amarezza data anche dal fatto che per il Duca degli Abruzzi questo è il secondo atto vandalico in poche settimane. 15 giorni fa sono entrati ma hanno scassinato 2 macchinette distributrici di prodotti alimentari e cercavano soldi. Non essendoci telecamere di videosorveglianza all'interno della scuola, la speranza è quella che i sistemi attivi nella zona di Borgo Cavour, dove solo pochi giorni fa una banda di ragazzini aveva aggredito l'avvocata Barbara Vidotti, abbiano intercettato i movimenti dei responsabili degli atti di vandalismo. La scuola, non appena entrerà in carica la nuova dirigente, sporgerà denuncia alle forze dell'ordine. Dunque un nuovo atto di vandalismo messo a segno molto probabilmente da dei ragazzini, e il sindaco di Treviso Mario Conte aveva annunciato la richiesta al ministro Piantedosi di nuove forze di polizia per fronteggiare il problema baby gang, un'iniziativa che divide l'opinione pubblica trevigiana tra chi sposa l'iniziativa del sindaco e chi invece la ritiene eccessiva. Diciamo che avere una città sicura è sicuramente importante, perché andando in giro con le famiglie, però non vedo sto grandissimo problema. Io non frequento tantissimo il centro, però tutte le volte che sono venuto in centro non ho visto sti grandissimi problemi. Sono favorevole a quello che ha detto il sindaco di avere più forze dell'ordine, perché noi comunque vediamo qualche danno, qualche cosetta, magari qui nella mia strada è abbastanza tranquilla, ma fioriere rotte in giro, cose succedono. Ha ragione il sindaco di Treviso. Perché? Perché ci vuole un po' più di sicurezza, perché ci sono queste bande, tra virgolette, di giovani un po' così esaltati che cominciano a rompere un po' le scatole. Io penso che si tratta del tema di sicurezza per la gente, così la gente può svolgersi più tranquilla nelle sue giornate. Mi pare un'iniziativa molto importante da parte del sindaco. Oddio, magari era eccessivo, non so sinceramente, non so valutare. Personalmente non ho mai avuto nessun problema, non mi sono mai sentita poco sicura, se devo essere sincera. Ne abbiamo proprio bisogno. Perché? Perché dopo una certa ora qui deve esserci il coprifuoco, è impossibile muoversi da casa. Ma scherziamo, ne abbiamo molto bisogno delle forze dell'ordine. Che non servono forse, secondo me. Siamo già a posto, penso. Vengo poco in centro, io non percepisco problematiche, quindi non... È una città sicura tutto sommato? Sì. Per quello che percepisco io sì. Io penso che il problema, oltre al controllo che ci deve essere in città, sia a monte. È un tema culturale per i ragazzi, serve un intervento a livello educativo, oltre alla repressione di determinati fenomeni. Sì, è una cosa abbastanza grave, ma non così da richiedere una richiesta di supplementi di forze dell'ordine. Cioè è una città tutto sommato sicura, Treviso? Assolutamente sì. Io vengo da Milano, per cui... Ma abita qui? Sì, da un po' di anni. E queste dunque le voci dal centro di Treviso sul tema sicurezza, ma noi torniamo, ve l'avevo promesso, sul Monte Tomba con il nostro Lucio Zanato per ripercorrere le emozioni che abbiamo vissuto in diretta dalle 9:30. E Lucio, lo hai detto in chiusura della diretta, è stata l'occasione per dire no a qualsiasi tipo di guerra là in quei luoghi che hanno conosciuto il dolore della guerra. Buongiorno a Lucio Zanato e ai suoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Intanto grazie per aver seguito tutta la nostra diretta qui dal Monte Tomba. Fatemi dire che è stata la prima edizione, perché qui sul Monte Tomba non è facile raggiungere la diretta, ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto in ricordo delle migliaia di morti che qui si sono combattuti. Noi siamo esattamente su quella che in maniera internazionale si dice no man's land, ovvero la linea proprio del fronte tra i due schieramenti. Qui quando uno cadeva probabilmente rimaneva qui a morire perché i compagni non riuscivano a recuperarlo, gli altri avevano l'obbligo di abbattere chiunque si alzava dalla trincea, e quindi questo è il punto forse di maggiore sofferenza. Ricordiamolo soprattutto nei giorni dopo Caporetto, qui 8, 9, 10 novembre è successo veramente di tutto: sangue, dolore, violenza,
inenarrabile. Però noi siamo qui e soprattutto il gruppo Alpini di Cavaso e l'ANA Montegrappa è qui ogni anno perché vuole ribadire un concetto, Presidente Ruggolo. Quale? Quello che ha detto lei oggi nel corso del suo intervento. Il concetto è che le nostre cerimonie devono avere un contenuto e noi dobbiamo cercarlo il contenuto e trasmetterlo soprattutto ai giovani specialmente, perché il rischio è che il ripetersi non sia un ripetersi sterile di queste cerimonie, solo apparenza. C'è un significato profondo in quello che noi facciamo e quello che noi trasmettiamo, e questi luoghi sono luoghi storici, sono luoghi sacri, devono saper aggiungere qualcosa di particolare al nostro essere alpini, facenti parte dell'Associazione Nazionale Alpini. Ce lo chiedono le medaglie d'oro e le medaglie d'argento di questo tratto di fronte, che era il più debole alla fine, 2 medaglie d'argento e 2 medaglie d'oro, tra l'altro la prima delle medaglie d'oro del Grappa. E è un significato profondo e importante. Ritrovarci ogni anno dopo 65 anni deve assurgere a impegno assoluto del nostro cammino nel presente, ma soprattutto proiettati nel futuro per questa grande associazione. Senta, voi siete quelli che avete riaperto le trincee qui. Oggi ho visto i bambini giocare in mezzo alle trincee, ma ho visto anche nonni che raccontavano loro che cosa succedeva là dentro. È forse una delle testimonianze più importanti, perché qui si tocca con mano cosa voleva dire vivere quegli anni. Mi viene la pelle d'oca alla sua battuta, perché diciamo che questa scena mette insieme quello che era il nostro intento, il trasmettere memoria, il ricordare, cioè riportare al cuore quello che è avvenuto, ma soprattutto e ben vengano i bambini a giocare dentro le trincee, ben vengano benedetti i bambini che vengono a giocare dentro le trincee, perché vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo. Ecco, io adesso mi trasferisco invece dal vicepresidente vicario Carlo Balestra, che era presente qui alla cerimonia, perché l'ANA Montegrappa, mettiamoci di qua così lei è a favore di sole, perché l'ANA Montegrappa è sempre molto attenta a questo tipo di cerimonie, e tra l'altro una cerimonia che in questo caso vede anche quelli che durante la Grande Guerra erano i nostri nemici. Sicuramente la sezione Montegrappa ha una profonda attenzione su questi temi che, come diceva il Presidente, devono raggiungere i giovani. Fa piacere vedere quali ex nemici, rappresentanti di nazioni che adesso sono legate a noi nell'Unione Europea, e trasmettere proprio quei valori che ognuno di loro ha interpretato, perché non dobbiamo dimenticare che non sono soltanto gli italiani che hanno vissuto la guerra, ma l'hanno vissuta anche quelli che attualmente sono i nostri amici. E come diceva il Presidente Ruggolo, dobbiamo guardare avanti, e come ho detto nella mia locuzione, stiamo guardando avanti con i campi scuola per trasmettere ai giovani quelli che sono questi valori che in modo esemplare la sezione Montegrappa ha saputo trasmettere. Senta, in questa è una cerimonia dove si sono sentiti gli inni di tutte le nazioni e poi si è sentito l'inno europeo. Fa venire i brividi pensare che quelli che erano i nemici di ieri oggi sono tutti sotto la stessa bandiera. Sicuramente fa venire i brividi, ma fa venire i brividi se pensiamo anche alle parole di quegli inni. Io fortunatamente conosco quello francese, un po' quello tedesco, quello americano, e senti che trasudano quelli che sono i valori di patria, ma sicuramente la bandiera europea sa mettere assieme questi valori, che è un'unica identità culturale, sociale, che è quella dell'Europa unita. Forse noi siamo forse il primo esempio di popoli diversi che hanno trovato insieme la pace. Decisamente sì, e io credo che il popolo italiano sa trasmettere questo, lo sa trasmettere proprio anche con queste cerimonie, quindi ancora grazie alla sezione Montegrappa e grazie a tutti coloro che hanno partecipato, perché esprimono questi valori. Grazie. Allora, qui per ultimo abbiamo una medaglia d'oro, abbiamo la medaglia d'oro Andrea Adorno. Lei la guerra l'ha vissuta sulla propria pelle. È medaglia d'oro perché si è trovato in un fronte di guerra con dei nemici, con degli alleati. Qual è il messaggio che vuole lanciare a tutti noi, ormai civili, ma soprattutto i giovani? Lei che, diciamolo, la morte l'ha vista in faccia. Il messaggio che con la mia testimonianza cerco attraverso i miei appuntamenti con le scuole, ma anche con la presenza che io sono qui con il presidente della sezione, con il vicepresidente vicario, è quello di far capire che la forza armata tutta è presente per mantenere una pace non scontata, come è stato detto oggi, dell'Italia, e lo facciamo anche per una democrazia per
per difendere una democrazia che in alcuni paesi è difficile stabilizzare. Di conseguenza noi siamo pronti a richiamo di quello che la nostra nazione ci chiede e niente. Questo il mio gesto, il mio atto così chiamato eroico. Io non mi definisco un eroe. Ecco, ricordiamolo, voi eravate in azione in Afghanistan, siete stati di fatto accerchiati mi se non ho capito male, dai talebani, sì. Vi stavate difendendo, gli americani dovevano venire a recuperarvi, non riuscivano a recuperarvi, insomma l'avete rischiata grossa, c'erano anche dei feriti e lei è riuscito in qualche maniera a portare a casa tutti, non ha lasciato nessuno indietro. Sì, è proprio questo, perché il nostro compito è proprio quello di non lasciare nessuno indietro. Durante le difficoltà è lì che l'uomo si fa forte, fa uscire quei valori che effettivamente nell'unione crescono. Senta, però qui c'erano italiani che combattevano per la propria terra, c'erano austro-ungarici che combattevano per finire una guerra perché erano convinti che arrivando a Venezia si sarebbe arrivati alla pace dopo anni di dolore sulla piana del Carso. Ma voi eravate in Afghanistan, eravate in missione, in peacekeeping si dice, giusto? Sì. E allora lei non si è mai detto, ma chi me lo fa fare? No, non è compito mio farsi questa domanda. Io ho risposto sì alla domanda che lo Stato italiano mi ha fatto, quello di servire il mio paese in un paese dove aveva necessità della nostra presenza, e questo a beneficio di quelle persone che venivano comunque, che subivano atti di sopruso da parte del regime talebano. È vero, era una missione di peacekeeping, ma gli interessi dei talebani andavano al di sopra di quella che era la missione peacekeeping, e pur di difendere noi e la popolazione afghana ci siamo ritrovati a combattere una guerra che non doveva esistere. Grazie. E con questa testimonianza, ma soprattutto queste belle immagini e queste riflessioni che vi lasciamo, restituiamo la linea allo studio. Grazie Lucio, abbiamo parlato di emozioni, le emozioni che sono uscite anche dalle parole dei tuoi ospiti, grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Noi continuiamo con le notizie, caldo record nel Vicentino, la siccità a causa della mancanza di unita alle alte temperature sono un mix pericoloso e scatta l'allarme incendi. Un mix potenzialmente pericoloso, siccità e caldo record, scatta l'allarme incendi, una condizione che dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per possibili roghi nei boschi in 32 comuni del Vicentino, tra cui la stessa Vicenza. Non sono previste grandi precipitazioni nei prossimi giorni, sono previsti dei temporali, però non sono previste delle grandi precipitazioni, quindi l'attenzione dovrà rimanere ancora alta. Questo anche in considerazione del fatto che abbiamo già avuto qualche incendio boschivo nel Veneto e siamo intervenuti ovviamente, perché è una competenza regionale, come dicevo, con i nostri volontari della Protezione Civile antincendio boschivo, con la nostra flotta aerea, con i nostri funzionari e servizi forestali della Protezione Civile per bloccarlo, però ovviamente l'attenzione deve rimanere massima fin tanto che non pioverà per parecchi giorni di fila. Il termometro nei prossimi giorni, come in quelli passati, supererà nettamente i 30 gradi, con temperature ben maggiori alla media stagionale. Fino a quando verrà revocato lo stato di grave pericolosità, ovviamente sono vietati tutti quei comportamenti che possono innescare incendi che poi diventa difficile contenere. Non accendere fuochi, non parcheggiare l'auto sopra l'erba secca, possibilmente non buttare mozziconi di sigaretta in zone che possono prendere fuoco, insomma consigli di buon senso che possono evitare grossi problemi, perché poi quando parte un incendio boschivo, soprattutto se c'è il vento, poi diventa molto difficile spegnerlo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, come ogni giorno è tempo di andare al Lido di Venezia per collegarci con il nostro Lorenzo Maier che ci racconta le novità della giornata alla Mostra del Cinema. Oggi è il giorno di altre due grandi star hollywoodiane. Buongiorno e buona domenica Lorenzo.
Buongiorno e buona domenica a te Francesca e ai nostri telespettatori. Sì, oggi è indubbiamente, come ampiamente annunciato, la giornata di George Clooney e Brad Pitt, che saranno davvero in un tappeto rosso incandescente, come lo ha definito Barbera, tutti e due insieme perché protagonisti dello stesso film Wolf, Fuori in corso, e la caccia dei fan, dei paparazzi si è già scatenata da ieri sera, quando sono arrivati all'aeroporto, poi sono andati a cena in un ristorante del centro storico, e già gli appostamenti fino a tarda sera ci sprecano, diciamo così. Oggi una giornata molto importante anche per i temi ovviamente cinematografici. Passa il film nella sezione Orizzonti di un giovane regista italiano emergente, Francesco Costabile, che tratta un tema molto importante sui pregiudizi e sul fatto di abbattere le divisioni che ci sono nella società di oggi, ma è anche un momento per la Mostra di Venezia per fare, non dico un primo bilancio perché non siamo neanche a metà, ma comunque per fare un punto della situazione che vede sicuramente il cinema italiano grande protagonista, con film importanti sia di grandi maestri, abbiamo visto ieri Gianni Amelio, come anche di artisti, attori e registi emergenti, e la giornata è scandita da attori e registi italiani, ma sempre ogni sera una star hollywoodiana, per accontentare un po' tutti quelli che sono i parati non solo dei cinofili ma anche della mondanità, ecco, diciamo così. Ieri poi abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato la regista Paola Ravi con Bruno Bozzetto, grande artista del cinema di animazione. Farei partire il servizio. La storia del Frank e della Nina è una storia d'amore e d'amicizia che ci racconta in realtà un ragazzo che non riesce a parlare, Gollum. Il nostro narratore è muto, lo chiamano il Gollum perché dice che è brutto e soprattutto lui è anche un po' timido. Allora cosa fa? Lui invece di parlare scrive sui muri della città la sua storia e noi sentiamo la voce del suo pensiero che ce lo racconta e vediamo la vita a seconda delle sue emozioni e quindi con colori che si trasformano, bianco e nero. Insomma, Gollum conosce il Frank, che è un ragazzo misterioso che vende i compiti fuori dalla sua scuola, e lui Frank dice che non esiste perché vuole stare nascosto dalla società finché ha 18 anni, dove si sente che sarà libero perché è maggiorenne e vuole prendere e andare via. Dall'altro lato, una vicina di casa, di cui lui è un po' innamorato, il Gollum, la Nina, si è appena trasferita nel palazzo di fronte a lui a Sesto San Giovanni. E la Nina, lui la conosce e li fa conoscere tutti e due. Quindi la Nina, che ha una situazione un po' difficile, vorrebbe prendere la terza media perché ha capito che per diventare indipendente, per essere indipendente, bisogna studiare. E quindi ingaggia il Frank per fare l'esame di terza media. Però poi nella condizione della Nina studiare non è facile e quindi per loro tre diventa un'avventura. C'è un lieto fine? Bisogna andare a vedere il film, se no come si fa a saperlo? Queste dunque le parole, ma Lorenzo, ieri hai avvicinato anche Tiziana Rocca, che ha messo sul piatto alcuni ingredienti molto interessanti per questa mostra del cinema. Certo, perché Tiziana Rocca ovviamente è legatissima al mondo del cinema, ma oggi è una manager delle star, non solo cinematografiche, soprattutto degli eventi che riguardano le star. Venezia, come abbiamo visto, è un palcoscenico non solo per la cinematografia, ma per vari temi, anche questa della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e ogni anno alla domenica, quindi oggi proprio a segnare quasi la metà del percorso, ospita Tiziana Rocca, un grande
celebrazione di tutti gli artisti del cinema italiano, ma anche poco fa, proprio pochi minuti fa, all'Eccelsior è arrivato una star, non vi dico il nome, sentiamo chi è che sarà protagonista questa sera e poi più tardi nella conferenza stampa che presenterà l'evento che si terrà stasera nella Sala dei Trucchi, ovviamente un evento blindatissimo. Sentiamo che è proprio dalle parole di Tiziana Rocca. Da tanti anni che festeggio il compleanno a Venezia, che comunque durante la mostra ormai sono abituata, però mi fa piacere, diciamo che cresco e invecchio insieme alla mostra del cinema, che comunque ecco, siamo veramente contenti, sono veramente contenta di essere qui. Quest'anno è un'edizione fantastica, complimenti al direttore Alberto Barbera che sempre si supera e quindi sono molto contenta di festeggiare qui il compleanno, mi fa sentire insomma che è una cosa normale, che sono a casa, perché per me la mostra è come una seconda casa. Le vostre iniziative che porterete qui, tantissime, ne portate le principali? Beh, Filming Italy, il premio Filming Italy Venice Award che sarà il 1° settembre, domenica, che premiamo tutto il cinema italiano votato dal pubblico, che è molto importante, il cinema nazionale popolare che piace anche non soltanto diciamo, ai critici ma anche al pubblico che poi va in sala, che poi ne usufruisce, che attraverso le piattaforme, attraverso il cinema, insomma in tutte le sue forme, e quindi poi tantissimi altri avvenimenti, altri appuntamenti che vi aggiorneremo, vi daremo aggiornamenti costanti su tutti gli appuntamenti della mostra come sempre. Ci dice un'ultimissima cosa, un nome che ci sarà, un nome giusto per sollevare un po' la curiosità? Riccardo Cocciante. Allora Lorenzo, il nome è Riccardo Cocciante che è alla Mostra del Cinema, perché? Ecco, perché appunto sarà ospite di questa serata organizzata non si sa se canterà, probabilmente no, ma comunque avere questa presenza di un maestro della musica internazionale, di fama mondiale, un italiano, è sicuramente un ospite davvero di primo livello che parteciperà a questa mostra contribuendo anche con la sua musica impegnata, con le sue riflessioni e ricevendo questo premio di dare degli spunti per rendere ancora più ricca questa ribalta. Era attesissimo Riccardo Cocciante, è arrivato proprio appunto 5-10 minuti fa nella hall dell'Eccelsior, è stato fotografato, ha posato per le foto, gli autografi, circondato ovviamente da un ampio cordone di sicurezza, ma lui ha voluto avvicinare quelli che già da questa mattina, perché la notizia sia un po' spifferata, diciamo così, è un po' trapelata, quindi in tanti sapevano che sarebbe arrivato e hanno aspettato, e pochi minuti fa questa attesa è stata premiata. E poi ci sarà appunto la presentazione di questo evento, stasera questo evento sarà dei trucchi, l'appuntamento imperdibile da non perdere è alle 21:30 sul tappeto rosso, perché George Clooney e Brad Pitt sono dati in arrivo per quell'ora. Alle 14, quindi tra circa un'ora, sempre al Palazzo del Casino, invece parteciperanno alla conferenza stampa ufficiale di presentazione del film, che è l'unico appuntamento che hanno concesso alla stampa, una conferenza stampa generale. Non faranno neanche photocall, proprio appuntamenti diciamo così limitati all'essenziale. Poi però saranno, sembra, molto generosi sul tappeto rosso dalle 21:30 circa fino alle 21:45, quando poi inizierà la proiezione del film Wolf in Sala Grande, un film fuori concorso, ma che è, credo, uno degli eventi principali di questo festival. Concludo solo dicendo una cosa: oggi si è parlato all'Italia Pavilion anche dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema. Domani, ma lo seguiremo domani con calma, altro evento assolutamente imperdibile con tutte le madrine le ultime madrine del festival,
che saranno qui all'Eccelso, guidato ovviamente da Sveva Arviti, che è la madrina di questa edizione. Grazie. E sullo sfondo la regata storica. Grazie della regata storica, naturalmente parleremo anche questa sera. Grazie davvero Lorenzo Maier e buon lavoro, perché altra giornata ricca di appuntamenti e di star alla Mostra del Cinema. Grazie Lorenzo Maier. Noi voltiamo pagina, ve l'avevo anticipato, parliamo dell'avvio dell'anno scolastico. Ormai il conto alla rovescia è iniziato, il calendario scolastico del Veneto prevede per l'11 settembre il suono della prima campanella per i ragazzi. Allora saluto, la ringrazio per essere con noi, Anna Lucia Tamborrini, segretaria generale CISL Scuola Belluno Treviso. Grazie per essere con noi, buona domenica. Grazie a voi, buongiorno e saluto tutti i telespettatori da casa. Allora, anno scolastico, nuovo anno scolastico al via, ma ci sembra di capire che i problemi siano sempre quelli che accompagnano ogni anno scolastico. Proviamo a metterli in ordine, iniziamo dal tema docenti, che è un po' il tallone d'Achille della nostra scuola, perché ogni anno sappiamo come all'appello manchino diversi professori nelle scuole italiane e venete. Certo, assolutamente. All'avvio del nuovo anno scolastico i problemi sono sempre gli stessi. Abbiamo avuto quest'anno 600 immissioni in ruolo, di cui quasi un centinaio per i docenti di sostegno, da graduatorie di merito del 2016, 2018 e 2020 e PNRR1. E la CISL da tempo ormai sostiene che abbiamo un sistema di reclutamento inadeguato al fabbisogno della scuola. Sappiamo benissimo che vengono date agli istituti tanti posti in deroga, tant'è che sono ben altri i numeri. Abbiamo circa 900 posti da coprire e di cui almeno 250 posti di sostegno. Questo sistema bisogna cambiarlo e la CISL chiede da tempo un doppio canale di assunzioni da concorsi e assunzioni anche di docenti abilitati da GPS. Questo è un sistema che abbiamo già sperimentato in questi ultimi anni con il sostegno, in quanto le graduatorie sono sprovviste di docenti specializzati. Bisogna attuarlo per tutte le classi di concorso. È giusto riconoscere la professionalità acquisita sul campo di tutte queste persone che hanno portato avanti la scuola per tanti anni con il precariato. Quindi aspettiamo un primo segnale in questa direzione da parte del governo, del ministro. Sappiamo quanti docenti mancheranno all'appello il primo giorno di scuola nella provincia di Treviso? Sappiamo che è difficile, complicato avere dei numeri esatti, ma c'è un'idea più o meno? Beh, guardi, ne mancheranno tantissimi, perché sono state fatte, la cosa quest'anno ha un disagio più, come dire, c'è un disagio maggiore provocato dal fatto che c'è stato un avvio delle procedure a ridosso del 1° settembre, tant'è che sono state fatte le immissioni in ruolo, ma ancora non sono state date le supplenze da GPS. Questo avverrà nei prossimi giorni e quindi va da sé che tutte quelle fasi propedeutiche rispetto all'avvio di un anno scolastico avverranno in ritardo. E quindi ci saranno, non ci saranno i supplenti e quindi i ragazzi riusciranno ad avere un orario scolastico abbastanza chiaro all'inizio, o dovremo aspettare ottobre per avere un orario perlomeno, se non definitivo, però un po' più stabile? Guardi, sappiamo che la prossima settimana cominceranno l'avvio dell'assegnazione delle supplenze. Ovviamente questo anche a discapito delle segreterie che sono, come dire, in questo periodo anche in un numero inferiore rispetto a quello che dovrebbero essere, perché anche loro sono sguarniti di supplenti e che sicuramente danno un grosso aiuto per questo. La speranza è quella. La speranza è che il primo giorno di scuola ci siano quantomeno la maggior parte dei supplenti in cattedra.
E c'è un altro tema, è quello dei dirigenti scolastici. Venerdì l'ufficio scolastico regionale ha ufficializzato le nuove assegnazioni degli uffici scolastici e abbiamo visto che ci sono dei dirigenti scolastici che dovranno sostenere 2 istituti in contemporanea. Cosa comporta questo dal vostro punto di vista? Allora, questo purtroppo è stato determinato anche dal fatto che c'è stato un ricorso verso la graduatoria definitiva del concorso riservato per i dirigenti e questo ha fatto sì che non avvenissero le nomine in ruolo dei neodirigenti e ha portato alla reggenza di alcuni istituti, circa il 30% degli istituti di Treviso, a un dirigente titolare in altri istituti, quindi ben 23 dirigenti si troveranno a dover dirigere 2 scuole. E aspettiamo il 5 di settembre, vediamo il TAR, come sarà la pronuncia della sentenza del TAR e vediamo se sarà positiva per il Ministero. Io penso che per i primi di ottobre si potrebbero avere dirigenti titolari in queste sedi sprovviste di un dirigente titolare, altrimenti si va avanti perché ovviamente i tempi si allungano. Tamborini, quest'anno a queste problematiche se ne aggiunge un'altra che è di difficile controllo, che è quella del caldo, che accompagnerà i ragazzi e molto probabilmente li accompagnerà per diverse settimane perché si annunciano temperature quasi estive anche ad ottobre. Questo ha aperto tutta una serie di discussioni sulla possibilità di posticipare l'inizio delle scuole e chiaramente ci si interroga anche sulla possibilità di intervenire sull'edilizia scolastica per adeguare i nostri istituti a quelle che saranno dei cambiamenti climatici con i quali dovremo ai noi convivere. Sì, sicuramente bisogna andare verso questa direzione, considerato che il clima sta cambiando, ok? E abbiamo sempre temperature più elevate e quindi io faccio un appello anche alle province e ai comuni affinché dotassero tutti gli istituti di aria condizionata piuttosto che di immobili più come dire che possano in qualche modo insomma esatto. Sì, dal punto di vista energetico come per le abitazioni, che ci siano degli interventi simili anche per gli istituti scolastici, questa è una necessità assolutamente. In modo tale che non subiscano questi ragazzi tutta la calura di queste temperature, insomma, ecco, così alte. È ipotizzabile proprio alla luce di questi cambiamenti climatici nel futuro tornare come era ai tempi dei nostri genitori e quindi far iniziare l'anno scolastico in ottobre, ma questo significherebbe farlo finire poi in luglio o fine giugno, quando comunque c'è il caldo, quindi anche questa probabilmente non è una soluzione al problema. No, certo, assolutamente. È ovvio che bisogna mettersi a tavolino e pensare quale potrebbe essere la soluzione migliore per ovviare a questo problema. E come se questo non bastasse, chiaramente lo sanno bene i genitori che stanno in questi giorni acquistando i libri e il materiale scolastico, quello che è il caro scuola, perché chiaramente i libri, poi si cercano libri usati, ma se si vogliono libri nuovi il costo è impegnativo, sono impegnativi i costi per la cancelleria, per gli zaini, insomma anche questa è una tematica che accompagna l'inizio dell'anno scolastico ormai da molto tempo. Sì, è vero. Diciamo che i docenti comunque cercano di rimanere nei range ministeriali per quanto riguarda l'acquisto dei libri. Vero è però che da parte del governo è stato abbassato anche l'ISE rispetto all'accesso al bonus libri. Okay? Abbiamo letto in questi giorni che è stato abbassato da un valore ISE di 20.000 euro a 15.000 euro, quindi sicuramente le famiglie saranno molto meno rispetto a quelle degli anni precedenti a poter usufruire del bonus libri.
Andrebbe fatto un intervento diverso per aiutare le famiglie, perché insomma i libri sono necessari, parliamo di scuola dell'obbligo e quindi andrebbero studiate delle misure da parte del governo in tal senso. Assolutamente, il diritto all'istruzione è un diritto universale e quindi bisogna comunque studiare delle misure, appunto come dice lei, per poter mettere le famiglie nelle condizioni di dare la possibilità e comprare i libri necessari, insomma, per studiare. Insomma, abbiamo fatto un po' il quadro di quelle che sono che è la situazione che accompagnerà l'avvio di questo anno scolastico. A questo punto ci diamo appuntamento verso fine settembre per capire effettivamente qual è la situazione dal punto di vista dei docenti, dal punto di vista dei dirigenti scolastici e capire se riusciremo ad avere un avvio di anno scolastico tutto sommato stabile per i ragazzi, perché poi alla fine sono loro quelli che pagano le conseguenze di questa cattiva organizzazione che arriva, lo ha detto lei, non c'entrano gli uffici territoriali, ma è una programmazione ministeriale che va assolutamente presa in mano, perché poi puntualmente ad ogni settembre ci ritroviamo qui ad affrontare questa tematica. Significa che va fatta una programmazione alla radice diversa. Sì, a tal proposito io appunto voglio ricordare e ringraziare anche lo sforzo fatto dall'ufficio scolastico di Treviso per garantire dirigenti di SGA dal 1° di settembre, quindi da domani, in ogni istituto, ok? Quindi rispetto ai DSGA quest'anno meglio, se pensiamo che l'anno precedente abbiamo avuto il 60% di posti scoperti. Grazie però ad un concorso riservato per DSGA fortemente sostenuto dalla CISL per riconoscere a queste persone, agli assistenti amministrativi che hanno dato in tutti questi anni la disponibilità per fare DSGA facenti funzione così chiamati, e abbiamo stabilizzato 31 funzionari delle alte qualificazioni in questa provincia. Quindi certo bisogna andare in questa direzione, c'è bisogno di stabilità, bisogna coprire tutti i posti vacanti, sia di docenti, personale ATA, dirigenti, perché la scuola è un bene comune, bisogna che funzioni bene e anche perché appunto sono il nostro futuro i giovani, quindi dobbiamo garantirgli l'istruzione. Assolutamente sì, grazie davvero per averci accompagnato nell'analisi di queste problematiche, grazie ad Anna Lucia Tamborrini, segretaria generale CISL Scuola Belluno Treviso. Buon lavoro, buona domenica nuovamente, torneremo ad aggiornarci nel corso dell'avvio dell'anno scolastico. Grazie e buona giornata. Buona giornata a voi. Grazie, questo è il punto della situazione sul fronte scuola. Abbiamo toccato alcuni punti che, ripeto, ogni anno, all'avvio di ogni anno scolastico ci troviamo ad analizzare e a cercare delle possibili soluzioni per garantire un avvio sereno di anno scolastico ai ragazzi. Una notizia che leggiamo dalla pagina Facebook del Centro Missionario Diocesano, che dà notizia della morte di padre Giuseppe Messetti, comboniano veronese di Pazzone, 72 anni, missionario in Perù nella diocesi di Talca sulla Cordigliera. La notizia è arrivata ieri sera. Giovedì pomeriggio era uscito per una camminata, come faceva spesso sulle montagne intorno alla sua parrocchia di Talca, e non è più rientrato. I soccorritori, aiutati dalla popolazione, hanno ritrovato il corpo senza vita vicino al laghetto di Carbuncusana e ad un'ora di cammino da dove aveva lasciato l'auto. Un malore, la probabile causa del decesso, ma sarà l'autopsia, confermano le autorità peruviane, a stabilirlo. Padre Giuseppe nel 1978 viene ordinato sacerdote diocesano di Verona e da subito sente la vocazione missionaria ad vitam. Passa così nel 1982 nei Comboniani e 2 anni più tardi, nel 1984, ininterrottamente in Perù, ricoprendo vari incarichi pastorali, e questa è la foto di padre Giuseppe.
Cambiamo tema, saluto, ringrazio per essere con noi, buona domenica all'avvocato Valentina Bettin, presidente dell'associazione Obiettivo Famiglie, e Feder Casalinghe della Regione Veneto. Grazie per essere con noi, avvocato, buongiorno. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. Con l'avvocato Bettin affrontiamo un tema legato alle donne e ad una forma di violenza sulle donne che spesso non è in primo piano, alle volte passa in secondo piano di fronte alle forme di violenza fisiche e verbali di cui la cronaca ci racconta, ed è una violenza che tocca l'aspetto economico, l'indipendenza economica delle donne. Avvocato, nel 2024 c'è ancora un numero importante di donne che non ha una propria indipendenza economica e che in situazioni di violenza è legata proprio per questo al proprio compagno, al proprio marito. Sì, purtroppo sì, ci troviamo di fronte ad una forma di violenza forse tra quelle più subdole che conosciamo. Perché? Perché è una violenza che a volte viene confusa ancora di più con una forma di amore, di comunione. Pensiamo a quante donne hanno c'è ancora la comunione legale dei beni. Quindi molte donne confondono appunto quello che può essere l'avere un conto comune con il proprio compagno come una forma di amore, di rispetto del rapporto di coppia. Invece molto spesso è legato ad una forma di controllo da parte del partner, che porta inevitabilmente ad una forma di violenza, perché la donna, anche seppur emancipata, cioè non parliamo solo di donne casalinghe, che poi sono a casa e quindi sono inevitabilmente legate allo stipendio del marito, ma parliamo anche di donne che hanno un reddito magari anche superiore a quello del marito, che però vengono gestite in totale dal proprio compagno, il quale verifica le spese, verifica quando una donna desidera farsi anche un regalo, come è giusto che sia. Quindi questo lega inevitabilmente la donna al controllo del proprio compagno, e quindi noi abbiamo preso a cuore con il CAV, che quest'anno compie il 30ennale di Venezia, questa ulteriore forma di violenza per presentare per andare a sensibilizzare l'opinione, non solo l'opinione pubblica, ma anche gli stessi proprio protagonisti. Cioè, protagonisti in che senso? Quelli che possono essere anche le forze armate, che molte volte si trovano di fronte a delle donne che vanno a denunciare questa forma di violenza e che sembrano invece, non lo accolgono con quel dovere che dovrebbero avere di ascolto, e pensano appunto che siano i classici litigi tra compagni, tra coniugi. In verità si nasconde una vera e propria manipolazione, un controllo da parte dell'uomo. Si pensi che in Italia 1/3 delle donne non è titolare di un conto corrente, e questo è il 30%, è una percentuale molto ancora elevata nel 2024. Quindi insieme al CAV e altre associazioni di categoria mia, il CPO e l'AIAF, abbiamo pensato con Banca d'Italia di dare vita ad un evento che si terrà il 26 di settembre a Venezia, dove proprio verrà presentato e verrà parlato in maniera approfondita dell'argomento. Questa partnership nata tra Feder Casalinghe e Banca d'Italia è una partnership che ha origini ancora del passato, ma che in questo caso vuole proprio andare a formare le donne. Nasce proprio da un'intesa con Le Donne Contano, come sia le donne contano perché contano, sia anche perché le donne devono avere una capacità economico-finanziaria che gli deve essere naturalmente riconosciuta attraverso un'alfabetizzazione delle donne. Ecco, infatti, perdoni se la interrompo, avvocato, perché il titolo dell'evento del 26 è proprio Essere protagonista del proprio futuro, conferenza sull'alfabetizzazione socio-economica. Ma cosa significa alfabetizzazione socio-economica delle donne? Cioè, cosa devono imparare le donne da questo punto di vista? Mi sembrerà strano, Barbara, ma le donne ancora oggi non hanno una cultura finanziaria, non perché non lo vogliono, ma nasce proprio dalla famiglia questa problematica, perché molto spesso
proprio dalla famiglia si tende ad escludere già la figlia femmina rispetto al figlio maschio da quelle che possono essere, si pensi anche alle aziende familiari, quanto spesso succede che le donne vengano anteposte dal proprio padre rispetto al compagno, quindi al genero, nella gestione economica dell'azienda. Però nasce proprio in famiglia questo divario, e quindi con Banca d'Italia, che naturalmente da anni che studia questo fenomeno, si è pensato di andare appunto a creare dei corsi che si sono anche tenuti attraverso anche i sindacati, proprio che hanno come focus quello di insegnare alle donne, come per esempio i pagamenti alternativi di credito, come aprire un conto corrente. Ci sono donne che non sanno come aprire un conto corrente, non hanno mai parlato con una banca, quindi non parliamo di un aspetto finanziario, cioè proprio quello di investimento, ma anche il più semplice, quello di un conto corrente. Come si può risparmiare attraverso delle metodologie, insomma, di risparmio. Può essere anche la sicurezza informatica, per esempio, per l'approccio quando si utilizzano gli strumenti appunto finanziari da remoto, oppure la semplice, appunto come ho detto, la gestione di un conto corrente, come quella di un pagamento, come quella di avere la possibilità di gestire le proprie finanze in un sistema naturalmente molto più semplice, perché quello che ci viene detto quando si entra per esempio anche in banca sembra sempre che quando si parla di investimenti siano cose che si deve avere una preparazione molto elevata. In verità non è così, insomma, con i propri risparmi si può naturalmente attuare anche degli strumenti molto, molto più semplici, e quindi l'alfabetizzazione copre tutto, da quello che può essere il rapporto più semplice a quello che può essere un rapporto più complesso, e anche e soprattutto permette alle donne di avere appunto un riconoscimento di quelli che possono essere i campanelli d'allarme di un'eventuale violenza economica, perché magari la donna non pensa di subire dal proprio compagno una forma di controllo, e magari invece la subisce. Quindi dare proprio dei rudimenti è l'incipit, insomma, per andare a combattere questa forma di violenza, che è sicuramente tra le più, come ho detto inizialmente, tra le più subdole, più che altro è la meno conosciuta. Tra l'altro lei diceva nasce in famiglia, degli stereotipi in famiglia, dove lei mi raccontava che alle volte anche i genitori, anziché chiedere una consulenza, insomma, nel confrontarsi dal punto di vista economico con la propria figlia, lo fanno magari con il compagno, il marito della figlia, e quindi non si ritiene la figlia all'altezza, mettiamola così, di dare dei consigli economici alla famiglia. Sì, esattamente. È stata fatta proprio una ricerca, e c'è anche stato un'attrice che ha portato ha fatto una pièce teatrale proprio su questo tema, che è proprio il fatto che la figlia che naturalmente dovrebbe essere la persona di fiducia alla quale rivolgersi, in verità viene esclusa perché si pensa che non abbia una capacità proprio di ragionare in maniera economica finanziaria. Si pensi anche alle materie STEM, sono le materie nelle quali le donne sono maggiormente escluse, proprio perché si ritiene che non abbiano le capacità per poter studiare certe materie, e lo stesso vale per la parte economico-finanziaria. Quindi questo è un dato molto, molto grave, perché rispecchia una mentalità ancora molto vecchia, una mentalità che deve naturalmente essere in qualche modo scardinata. Siamo consapevoli che non sarà così facile, non è una cosa che potrà essere messa in atto nell'immediato, però noi dobbiamo provarci, e per provarci dobbiamo iniziare a fare
delle opere di sensibilizzazione. In primis io dico sempre che la violenza di genere è un problema maschile, non è un problema femminile, quindi mi piacerebbe, questo auspico, che la mia platea al 26 di settembre sia prettamente maschile più che femminile, non perché alle donne non lascio spazio in materia, anzi ne abbiamo da che ben dire e da raccontare, però credo che fin quando non ci sia una presa di coscienza, di consapevolezza e comunque non ne parlino in primis gli uomini, la cosa sia sempre vista in un modo diverso. Quindi io faccio questo accorato appello, insomma, non per il 26 perché sarà un convegno circoscritto, insomma, agli invitati, non aperto al pubblico, ma invito invece tanti rappresentanti di associazioni che so essere uomini, che mi contattino per poter eventualmente fare nelle proprie sedi o comunque nelle proprie zone degli eventi volti proprio a sensibilizzare la platea maschile su varie forme di violenza, tra le quali appunto una delle più significative è questa economica. Se mi permette, un'altra cosa volevo aggiungere riguardo a questo tema, perché vede, io ho parlato appunto che parte dagli uomini questo problema, ma in primis parte anche dallo Stato, dal governo, perché noi donne nel territorio italiano siamo poco aiutate. Cioè, mi spiego meglio, non è la classica adesso demagogia, non voglio fare della demagogia dicendo appunto che noi uomini donne non abbiamo asili nido, non abbiamo, diciamo, servizi che ci permettono di essere, di lavorare. Però se pensate a quanti emolumenti, a quanti incentivi siano stati erogati negli ultimi anni a favore delle donne, e che vanno in realtà, donne naturalmente che scelgono la maternità, scusate, e questi incentivi che appaiono di primo acchito così, cioè mi sembrano quasi degli specchietti per le allodole, perché sì, è vero che aiutano la donna, ma per quanto tempo? E poi la donna non è in grado, nella maggior parte dei casi, a ritornare nel mondo del lavoro, quindi a reinserirsi nell'attività lavorativa, e questo crea quel circolo vizioso di cui dicevo prima, cioè la donna si rimane a casa ad accudire i figli, che è una cosa bellissima, però dovrebbe essergli permesso invece di mantenere il proprio posto di lavoro, poter rientrare, avere il posto di lavoro e quindi avere il suo denaro, il denaro che le serve per essere emancipata rispetto al proprio compagno, alla propria famiglia, perché questo che creerebbe effettivamente quella parità di genere che tanto noi di cui tanto si parla ma che ancora non si è avuta. Ecco, questa diciamo che volevo, ci tenevo a dirla perché molto spesso è troppo facile dire che è solo appunto un problema maschile. Vabbè. Dovrebbero partire proprio da chi pensa di aiutarci attraverso delle forme così di sostegno, ma che non sono di sostegno, anzi creano delle forme di dipendenza purtroppo. Assolutamente sì, diciamo che è un lavoro di squadra che va fatto questo per combattere qualsiasi tipo di violenza, e abbiamo capito che questo evento del 26 settembre vuole essere solo l'inizio di una serie di appuntamenti che possono poi magari essere aperti anche alla gente comune, non solo agli addetti ai lavori, e quindi soprattutto mirando agli uomini. Anzi, ce lo auguriamo tantissimo che ci sia la possibilità di reiterare questo evento anche in altre forme nel territorio. Naturalmente io, essendo presidente del Veneto, mi rivolgo a tutte le province, e iniziamo da Venezia perché sicuramente la Banca d'Italia è la location e forse dal nostro partner, e quindi partiamo da lì. Però sono fiduciosa che ci siano insomma altre province che mi contattino per il tramite o di sindaci o anche di persone semplici. Mi trovate su Facebook e su Instagram, io ho un profilo, quindi potete contattarmi anche direttamente lì. E niente, io ringrazio tantissimo la redazione di Antena 3 per questa possibilità
non di sponsorizzare l'evento in sé, ma di parlare di questo tema, che è veramente un tema molto importante. Assolutamente, noi ci siamo sempre quando ci sono queste tematiche da affrontare, quindi siamo nuovamente a disposizione per nuove iniziative. Grazie e buon lavoro all'avvocato Valentina Bettina, Presidente Associazione Obiettivo Famiglia della Regione Veneto, e naturalmente torneremo ad aggiornarci quanto prima con lei, avvocato. Buon lavoro e buona domenica di nuovo. La ringrazio, grazie Francesca, arrivederci, buona domenica a tutti e tutti i telespettatori. Grazie mille avvocato per averci raccontato di questo evento, ma di averci raccontato anche di questa forma di violenza subdola ma che esiste, lo avete sentito dai dati, è davvero molto estesa ancora oggi nella nostra società. Ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo qui in studio con il piccolo campione di carte Pokémon Leone. A tra poco. Eccoci in diretta perché ho questo zaino, lo zaino dei Pokémon, che è uno dei gadget che venivano donati ai campioni di carte Pokémon, ai campionati di Honolulu, alle Hawaii, alle quali ha preso parte anche il giocatore più giovane di tutti, di Treviso, ha 7 anni compiuti in luglio ed è Leone Nadali. Ciao Leone! Come stai? Bene. Buongiorno anche al papà. Buongiorno a Matteo Nadali che accompagna Leone in queste sue avventure. Allora io chiedo a Francesco Cerone, a Tommaso Migotti, i miei splendidi registi, di mostrare queste immagini, questo video che è stato realizzato proprio da papà Matteo. Eccolo qui, di Leone che entra per la prima volta, Matteo, nella sala, nella grande sala. Sì, è stato un momento molto emozionante perché si aprivano le porte e c'era tutta la sala addobbata chiaramente con Pikachu e in stile hawaiano, ma soprattutto c'era questo muro umano fatto dagli arbitri, da tutto lo staff Pokémon che applaudiva i giocatori più forti del mondo. Beh, allora, intanto lo abbiamo detto, cioè i giocatori più forti del mondo, perché a questo evento c'erano giocatori di qualsiasi età, non c'erano solo bambini, anzi poi vedremo alcune immagini dove vedremo che ci sono anche giocatori degli adulti, e tu Leone eri il più piccolo. Che emozione è stata ad entrare in quella sala? Tanto emozionante? Mm-hmm. Hai preso paura? Hai detto meglio che torni a casa in Italia o hai detto no? No. E volevi giocare? Sì. E com'è andata? Com'è stato questo mondiale? È stato difficile? Sì. Sì. Però alla fine di tutti i turni Pokémon di quel giorno io ero ancora carico come se mi sono svegliata da un'ora. Quindi nonostante il fuso orario, nel senso che non c'era lo stesso orario che c'è qui in Italia, no, però tu eri sveglissimo. Sì, però quando sono tornato dalle Hawaii mi è venuta la febbre. Insomma, ci sta, e la fatica, e l'emozione, e il viaggio, ci sta avere la febbre, però poi ti sei ripreso. Sì. E quanto ti sei allenato per quel mondiale? Poco. Poco? Perché comunque non hai bisogno di allenarti, sei già bravo di tuo. Com'è stato per essere accanto al proprio figlio così piccolo in un evento così grande? Ma è stato un evento inaspettato perché chiaramente avevamo percezione che il risultato fosse un risultato, cioè qualificarsi al mondiale fosse un risultato importante, non avevamo percezione di tutto quello, di tutta l'organizzazione, di tutta l'importanza che c'è rispetto a questo che è uno sport, alla fine è una disciplina, no? Tra l'altro un italiano ha vinto il campionato del mondo di videogame, non di carte. E è stato un periodo di preparazione, un po' di tensione anche, perché comunque l'appuntamento era importante, però alla base c'è sempre stato il divertimento, quindi questa è la cosa che non deve mai mancare. Noi ci divertiamo a giocare, a volte si gioca, a volte non si gioca, perché ci sono altre cose da fare, però siamo arrivati all'appuntamento. Ecco, io credo che questo passaggio che lei ha fatto, Matteo, sia molto importante, perché immagino che da casa qualcuno ci stia guardando e starà dicendo un bambino così piccolo in un evento così grande, lo togliamo al gioco, ma per Leone partecipare a questi eventi è come partecipare ad un gioco con i suoi amici, quindi lo vive con lo spirito del divertimento e non della competizione, del vincere a tutti i costi. Per noi è così. Poi Leone, se vuoi dire tu... Tu quando partecipi a queste cose devi vincere?
o va bene partecipare? A me piace giocare, ma quando vinco sono sempre più contento. D'altronde adesso insomma non nascondiamo dietro ad un dito, è giusto così. Però da parte vostra c'è questo accompagnarlo sempre facendolo passare come un divertimento. Assolutamente, poi diventa anche un'esperienza di famiglia perché comunque cerchiamo di muoverci tutti insieme quando riusciamo. Il divertimento deve essere la base di tutto. Abbiamo anche delle persone con cui condividiamo questa passione, tra cui Alberto. Sì, lo abbiamo visto probabilmente ecco. prima nelle immagini scorrere la foto con Alberto, che tra l'altro anche lui trevigiano di Casale sul Sile. Assolutamente, che ha fatto un risultato eccezionale perché è arrivato in top 8 nella sua categoria e primo degli europei, quindi insomma complimenti ad Alberto, se ci sta guardando davvero. Da casa, complimenti Alberto. Quanti anni ha Alberto? Alberto ne ha 13, aspetta che poi tu mi correggi. 13. 13, giusto? quindi giovanissimo anche, più anziano rispetto a Leone di 7 anni, però comunque sempre giovanissimo. E appunto anche allenandosi insieme c'è sempre il discorso che bisogna divertirsi, per cui non c'è lo spirito di competizione. Giustamente, se si vuole fare determinati risultati, determinati viaggi e qualificarsi a determinate competizioni, il minimo di impegno deve esserci, però chiaramente non è tutto spostato lì, la vita è fatta di tante altre cose. E com'è andata questa esperienza? Dove si è classificato Leone? Come ti sei classificato? 315 su 385. 315 su 385. Io direi esatto. molto bene Leone. E giocare, quante partite facevate al giorno? Era tutto il giorno? Allora, dipende dai partecipanti. In quel torneo erano 7 turni al primo turno e se ne faceva un altro al giorno dopo. Poi che aveva fatto un tot di punti faceva tutto quel giorno e i primi 8 fanno anche il terzo giorno. Hai avuto tempo per andare a vedere il meraviglioso mare delle Hawaii? Sì. Hai fatto anche surf? Non so surfare. Però, visto la tua tenacia, potresti anche diventare un surfista se ti piace. Quindi c'è stato anche il tempo per godervi. Sì. Insomma. Siamo arrivati, la gara cominciava il 16, esatto, siamo arrivati l'8, giusto? E abbiamo fatto chiaramente un giro. Ci mancherebbe altro. Fatto coincidere anche le vacanze di famiglia. Ti sono piaciute le Hawaii? Sì. Direi di sì. Il posto migliore che sia mai stato. Ecco. Non abbiamo tanti dubbi, quindi immagino che ci vorrai tornare. Sì, il prossimo anno. Il prossimo anno, certo. Papà, mettiamo in lista per il prossimo anno. Ogni anno alle Hawaii. Perfetto. E veniamo tutti insieme. Ci porti anche noi, va bene Leone? Veniamo a seguirti mentre fai le tue gare. Ascoltami Leone, tra pochi giorni inizia la scuola. Sì. Vai in seconda elementare. Sei pronto? Sei carico? Sì, non ho fatto i compiti. Non ha fatto i compiti, non facciamolo sentire alle maestre. Leone è a posto con i compiti, maestre, va tutto bene. Vabbè, insomma, abbiamo ancora un po' di giorni, riusciamo a recuperare. Ma avevi tanti compiti? Non tanti. Non tanti, ma insomma, vabbè, d'altronde succede, ma insomma, adesso li recuperi, dai. Come riuscirai? Continuerai comunque sempre a fare i tuoi tornei anche con la scuola? Sì. Sempre? Però la scuola è in primo piano? La scuola assolutamente è in primo piano, ci mancherebbe però. Pokémon è in primo piano. Ecco, vedi, ecco per Leone il Pokémon. Fuori onda è arrivato un Pokémon in primo piano. Vabbè, però riusciamo a fare tutte e due le cose. Ma le maestre lo sanno che tu partecipi a questi tornei? Sì. E quindi chiudono... Qualcuno sì e qualcuno non glielo dico. Adesso lo sapranno tutte le maestre. Ciao le maestre di Leone. E vabbè, insomma, chiuderanno un occhio, no? Cioè diranno, vabbè Leone, che se non hai fatto i compiti, però sei stato alle Hawaii a partecipare a questa cosa importante. Sì. Se ti daranno un tema sulla tua estate, di solito all'inizio dell'anno scolastico la maestra di italiano tu parlerai di questo, immagino, no? Racconterai questa avventura. Le maestre chiedono tipo che hai fatto di estate. E quindi tu racconterai questo. Sì. Insomma, direi che non è poco come esperienza. Certo. E come riuscite appunto a gestire le cose, la scuola, lo sport? Perché Leone che sport fai?
Nessuno sport, ma insomma credo che già sia impegnato, però insomma il tempo libero come si riescono a gestire tutte queste cose anche nell'organizzazione familiare? Perché la scuola dura fino alle 4-5 e i tornei tipo quelli internazionali sono di sabato e domenica. Quando non si va a scuola e quindi... Giusto, il sabato e la domenica tu non vai a scuola? No. E quindi puoi partecipare ai tornei, andare a scuola, è tutto a posto. Sì. E riesci a fare anche i compiti durante l'anno, non quelli delle vacanze, non guardarmi così Leone, fai anche i compiti della scuola normalmente, giusto? Sì. È straordinario Leone, è straordinario, ha gli occhi che parlano da solo. Diciamo che è brava la mamma, è bravo il papà, è bravo il fratello, che riusciamo a far coincidere un po' tutto. Infatti anche oggi quando hai la prossima gara, Leone? Oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, esatto. Infatti siamo riusciti ad incastrare, sono riusciti a venire qui e ci ha fatto molto piacere perché poi avrà la gara. E di che gara si tratta? Che cos'è? È una challenge, vuoi raccontarla a te? No, è una challenge che viene fatta nella Lega di Treviso, che si trova a Silea, che è dove noi andiamo sempre ad allenarci, a giocare, e quindi... è l'evento più piccolo di tutti, la challenge. Sì, è l'evento più piccolo di tutti, perché esatto. Adesso Leone è abituato a ben altri eventi. Ascoltami Leone, ma questa maglietta e questo cappellino che cosa sono? Ce lo racconti? Questo è dello sponsor Card Game Club e questo è il cappello delle Hawaii. Che ti hanno dato insieme allo zaino che abbiamo mostrato prima. Questa è la maglietta ufficiale con cui ha gareggiato È la maglietta Leone. con cui ha gareggiato, esattamente, sì. Quindi insomma anche un valore importante. Esattamente, vero? Sì. E poi il cappellino, perché Pokémon a questo tipo di eventi regala sempre ai giocatori lo zaino, il cappello, insomma tutta una serie di gadget che ci si porta a casa. Dall'evento, da quanto grande è. Esatto. Beh certo, vediamo se riesco io a recuperare una foto. Allora questo, eccolo qui, probabilmente lo avrete già visto, io ero distratta a chiacchierare con Leone e questo, se non sbaglio, è Alberto. Alberto, esatto. Questo è il grande amico di Leone, 13 anni di Cavalli sul Sile, che appunto ha conquistato un importante titolo. E adesso se riusciamo a staccare un attimo, Francesco Ceron in regia porta pazienza, ma vediamo se riesco a trovare anche un'altra foto che così mi racconti. E lui chi è, Leone? Tord Reklev. E chi è per noi che non siamo grandi appassionati di Pokémon, non conosciamo bene i Pokémon, lui chi è? Il 10° giocatore più forte del mondo, che l'anno scorso aveva vinto tutti i tornei, praticamente tutti. Quest'anno ha vinto solo l'Europeo e l'anno scorso ha perso in finale. E è stato emozionante fare la foto con lui? Sì, è la seconda. È un tuo mito? Un tuo mito. E tra l'altro, per chi non avesse seguito la prima parte della storia di Leone, è stato proprio papà Matteo ad avvicinarlo a queste, perché da appassionato di carte Pokémon da tenere, lei guardando su internet ha capito che queste carte avevano anche non solo da collezione ma anche un altro significato. Sì, esatto, precisamente parte dalla mamma che gli compra la prima bustina. Ecco, colpa della mamma. No, ho visto io le carte dai miei amici e ecco. la mamma mi ha preso la prima bustina. E la mamma ti ha preso la prima bustina. E quindi poi guardando le carte... E poi ho preso la seconda bustina, però mi è caduta in un tombino. In un tombino, esatto. E quello probabilmente è stato un segno del destino di non rinunciarci ma di andare avanti. Esatto. E allora guardando poi le carte avevo intuito che ci fosse un gioco dietro, ma non avevo mai giocato a carte Pokémon, non sapevo neanche ci fosse un gioco che si stava dietro, per cui ho fatto un po' di tutorial su internet, ho imparato a giocare in modo un po' rudimentale, ho trasferito queste conoscenze a Leone, dopo ci siamo avvicinati alla Lega che ci ha insegnato veramente precisamente come si gioca, giusto? L'allievo ha superato il maestro, perché lei non è all'altezza. No, io no, assolutamente no, Leone è il maestro. Ma voi giocate a casa tra di voi? Sì. Giocate. Sì. Papà vince qualche volta? Qualche. O lo lasci vincere? Qualche volta vince.
qualche volta vince, chissà se lo lascerà vincere. Beh, insomma, è una grande emozione. Io vi ringrazio per avercela raccontata ancora di più, perché appunto Grazie avete a voi. tra pochissimo una nuova gara, questa challenge a Silea, e chiaramente in bocca al lupo. Altri appuntamenti anche internazionali all'orizzonte, Matteo? Sì, allora a ottobre andiamo a Lille, in Francia, e dopo abbiamo un po' di tornei locali da fare che stiamo programmando, e poi c'è l'appuntamento con l'Europeo a febbraio a Londra, che sarà il 22-23 di febbraio, mi pare di ricordare, intorno a quelle date lì, e poi ogni mese c'è un appuntamento internazionale e compatibilmente agli impegni cercheremo di partecipare tutti. Compatibilmente anche con i compiti della scuola. E qui, Leone, no! Ecco, vabbè, di nuovo un saluto alle maestre di Leone. Adesso Leone va a fare la challenge e poi va a casa a fare i compiti, giusto Leone? No? Ok, grazie davvero a Matteo, grazie a Leone, complimenti ancora a Leone. Noi siamo qui pronti ad ospitarti di nuovo per raccontarci i nuovi traguardi che hai raggiunto. Grazie Leone, saluta la mamma e il tuo fratellino. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie a Leone, grazie a Matteo Nadali per averci raccontato questo. Voi state qui, non alzatevi, noi ormai siamo in chiusura, vi abbiamo raccontato le notizie principali, poi questa sera a partire dalle 19:30 l'edizione di Treviso con tutti gli aggiornamenti della giornata. Io adesso vi saluto, avremo la pubblicità, la sigla, il meteo, e poi alle 13:30 non andate via, perché c'è l'appuntamento che si rinnova con il Palio di Montebelluna. Tutte le emozioni del Palio del Vecchio Mercato a partire appunto dalle 13:30, aspettando il palio, e poi a seguire la gara entra nel vivo con la sfida delle 11 contrade trainando i carri. Appuntamento dunque tra pochissimo alle 13:30 per vivere la storia e la tradizione dei montebellunesi. È davvero tutto. Ringrazio ancora una volta Francesco Ceron e Tommaso Migot in regia. Ringrazio voi per averci seguito e ancora buona domenica. Non andate via, c'è il Palio di Montebelluna.